Presidente Crotti, ci spiega un secondo ciò che sono i bacini di laminazione, l'utilizzo, la funzione e se sono effettivamente così importanti? Allora, il bacino di laminazione è un aspetto importante per il contenimento delle acque o di rallentare comunque il loro flusso. Però bisogna anche essere precisi e mettere dei numeri a fianco a queste cifre. Prendiamo per esempio il bacino di Caldogno, che qualcuno sui giornali insiste nel dire che aiuterà in maniera definitiva a risolvere il problema idraulico. Beh, allora, a noi risulta che è un bacino solo da 3,8 milioni di metri cubi. Ma quanti sanno che nel 2010 i metri cubi che sono esondati a Vicenza furono 11 milioni? Allora, facendo il confronto tra i due numeri, siamo sicuri che il Caldogno sarà sufficiente e necessario o bisognerà fare qualcos'altro? Le chiedo schiettamente, ma tutti i soldi che sono stati spesi poi per metterci le pezze a questi argini e sistemare un po' purtroppo anche i rimborsi, non sono sempre di più rispetto alla spesa dell'idrovia e a effettivamente gli interventi utili? Beh, oggi sul mattino mi pareva che ci fosse il presidente dell'ANCE che lanciava finalmente un discorso di un altro modello di sviluppo che non fosse solo quello di costruire case, e cioè impegnare i soldi nel fare le opere idrauliche che sono non solo i canali ma anche i ponti, le chiuse, i bacini di laminazione eccetera. Perché non fare quelli invece di fare i piani di Zorzato che vuole sempre soltanto allargare le case? Lei mi chiede se sono stati spesi bene questi soldi. Beh, è stato fatto il minimo indispensabile, proprio tanto per mettere un cerotto a un malato di cancro. Non esiste in questo momento una soluzione che premendo un bottone domani tutto quanto funziona. Per troppo tempo è stato abbandonato il discorso idraulico. Il discorso idraulico doveva essere fondamentale quando facevano i piani della casa, i piani regolatori, andavano a costruire dove non dovevano costruire. Queste sono le cose di cui i sindaci sono responsabili, non possono adesso scaricare tutto su Roma. Piccolo e bello ha distrutto la possibilità e la capacità dei nostri amministratori e politici di fare programmazione industriale, programmazione del territorio, programmazione dell'economia. Questo noi stiamo raccogliendo 20 anni di decrescita.